Al Martelli ci sono oltre 2000 spettatori per il derby tra Mantova e Castiglione. In tribuna ci sono tutti, compreso il sindaco di Mantova Nicola Sodano. Il terreno è in perfette condizioni e mister Sala dà piena fiducia alla formazione che ha pareggiato contro la Pergolettese domenica scorsa. Il Castiglione schiera dall'inizio il nuovo acquisto Orlandi con Curcio punta avanzata. Si parte al quarto Bini, calcia alto sopra la traversa dopo un bel traversone di Spinale. All'ottavo Zanetti mette in difficoltà Iali, sulla respinta si avventa Masini ma la palla esce di poco. Si fa vedere anche il Castiglione al decimo con una conclusione di Orlandi con palla fuori misura. 2 minuti dopo ancora Orlandi ci prova su punizione con scarsa precisione. Si arriva al 30° quando Floriano pesca benissimo Zanetti che davanti a Iali si fa respingere la conclusione. L'arbitro non vede l'angolo ma i giocatori del Castiglione gli dicono il contrario. Dal corner Masini interviene di testa e la palla va in rete per il vantaggio biancorosso. Passa un minuto e Floriano ruba palla sul calcio d'inizio del Castiglione. Si fa 50 metri e con una botta all'incrocio realizza il gol del 2-0. Al 33° Spinale crossa ma Masini e Zanetti non sono pronti all'appuntamento e dopo una conclusione di Maccabiti fuori ed una deviazione di Iali su un tiro di Zanetti si arriva al terzo gol realizzato da Schiavini di testa sul solito cross dell'eterno Spinale. Nel secondo tempo il Mantova controlla ed il Castiglione va vicino al gol con Maccabiti al secondo ed al settimo con Orlandi. I biancorossi rispondono con un tiro cross di Floriano non raccolto da Zanetti ed il tempo si chiude con il nuovo entrato Munarini che colpisce il palo allo scadere dopo un bel colpo di testa di Masini con palla fuori di poco. Mi ricordo... Il Mantova riparte dalla vittoria di ieri con maggiori stimoli per il futuro. Il successo ottenuto contro il Castiglione non sembra aver complicato la vita ai virgiliani sotto l'aspetto della condizione fisica. Ormai tutti gli acciaccati sono in fase del completo recupero e l'unica assenza di rilievo potrebbe essere quella di Olivi, il quale ha avuto un risentimento muscolare al termine del match di ieri. Domani la squadra riprenderà gli allenamenti in vista del prossimo incontro, il Martelli contro il Rimini, dell'ex difensore laterale sinistro Sereni. Una partita che potrebbe finalmente rimettere il Mantova in una condizione d'alta classifica, assente il rival Migio da almeno 2 stagioni. Intanto stamattina il direttore generale Alessandro Dusi ha confermato la rescissione di Luciano del contratto e che non ci sarà nessun rimpiazzo fino alla riapertura del mercato.